Va ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, un grazie a questa grande radio con un passato, sicuramente un futuro, ma un nome altisonante, Libertà. Cominciamo a sentire il peso di questa parola che davamo già per scontata, invece ci accorgiamo che la libertà va difesa su tanti fronti, di cui magari non ci immaginiamo, ma che va difesa tutti i giorni. Allora Umanitaria Padana è una onlus, una organizzazione che da anni nasce da una felice intuizione di Umberto Bossi ai tempi in cui si pensava che i popoli dovessero essere aiutati a casa loro, che dovessimo aiutare i popoli ad emanciparsi e a poter avere una vita soddisfacente. E quindi da circa 30 anni e passa Umanitaria Padana agisce con i mezzi messi a disposizione dalla generosità di tutti i nostri sostenitori, con il 5 per 1000 o con qualche donazione, o anche con un'iniziativa tipo raccogliamo degli abiti in alcuni comuni. Agiamo in molti paesi, sul Pakistan, paesi nella Siria, per esempio anche nel Libano. Ultimamente alcune delle comunità cristiane su cui siamo intervenuti sono state evacuate e molte delle cose fatte sono purtroppo andate perdute, e quindi la nostra solidarietà va lì. Molti posti, per esempio in Siria o anche in Iraq, che sono stati presi poi dall'ISIS, e quindi la nostra azione agisce sempre con poco. Per esempio in Pakistan sosteniamo la comunità cristiana, ci sono delle ragazze che studiano e cristiane che sarebbero in condizioni terribili, alcuni sono stati riscattati da una forma di schiavitù di fatto. Interveniamo anche a favore dei preti con delle iniziative piccole ma significative, per esempio una capra per famiglia. Adesso siamo riusciti a dare alcune mucche, quindi una mucca per famiglie. Questo può voler dire molto in un'economia di sopravvivenza. Ma oggi siamo qui con il professor Massimo Gandolfini, un amico di questa radio che ha portato avanti negli anni, oltre al Family Day, tutta una serie di battaglie a favore dei valori non negoziabili che sono passati di moda, ma sono a favore della vita. Oggi presenterà una iniziativa che abbiamo già portato su questa radio, e che è la Marcia per la Vita. Siamo agli sgoccioli, stiamo per arrivare. Quello che facciamo oggi è un invito a partecipare, ad essere presenti. Per questo vogliamo parlarne con Massimo. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Massimo, grazie per l'invito, grazie a Umanitaria Padana, grazie a Radio Libertà per questa opportunità che mi date. Bene, ci racconti cosa succede, le date? Sarà una festa? Sì. Sarà una cosa bella? Sì, sarà davvero una festa, una cosa bella in nome della bellezza della vita e del sostegno della famiglia, come noi da sempre la consideriamo, cioè e come la definisce peraltro la nostra Costituzione, una società naturale fondata sul matrimonio. Detto questo, l'appuntamento è a Roma, sabato 13 giugno, ci troveremo in Piazza della Repubblica alle ore 14:30 e da lì partirà una lunga marcia che si snoderà per il centro di Roma fino a raggiungere Piazza San Giovanni, dove si concluderà appunto questa marcia. È la marcia che ormai da 5 anni, questa è la 5ª edizione, organizzata da noi, che abbiamo chiamato Manifestazione Nazionale per la Vita, perché abbiamo assolutamente consapevolezza che la vita va difesa e tutelata. Viviamo in tempi iniziati, ahimè, molti anni fa in Italia, nel 1978 con la legge 194, in cui la vita innocente, la vita fragilissima, non fragile, fragilissima e debole
come quella del bambino nel grembo materno, è stata violata con l'idea di introdurre questo diritto all'aborto. E purtroppo oggi stiamo vivendo tempi altrettanto pieni di nebbia e di caligine intorno al valore della vita, perché tutti sappiamo che è sempre vivo il dibattito, e anzi addirittura sembra che fra pochi giorni, il 3 giugno, verrà presentata al Senato un disegno di legge che legalizza il cosiddetto suicidio assistito. Praticamente è la porta aperta alla eutanasia. Noi in questa marcia vogliamo sostenere il valore della vita, la tutela della vita dall'inizio alla fine, dal concepimento fino alla morte naturale, e vogliamo sostenere la bellezza della vita. In modo particolare il nostro proposito è quello di difendere e di farci un po' argine delle condizioni di particolare vulnerabilità, disabilità, fragilità, come sono quella del bambino innocente, ripeto, nel grembo materno, ma anche quello delle persone che sono in età molto avanzata, che magari sono portatrici di una malattia pesante che può provocare sofferenza, nella convinzione che uno Stato, una società veramente civile combatte la sofferenza, si mette dalla parte della persona ammalata e sofferente, dando una cura totale, come quella della medicina palliativa, e contrastando, cioè vivendo insieme in solidarietà. C'è una bellissima parola che è di origine latina, in condizioni di compassione. Compassione in latino vuol dire soffrire insieme, patire insieme, prendere per mano, accompagnare, ed è quello che vogliamo con una legge che potenzia ancora di più non l'idea che per combattere la sofferenza e il dolore bisogna eliminare il sofferente e la persona che prova dolore, ma l'idea che invece il paziente sofferente ha diritto sempre alla cura a 360 gradi, aiutarlo quindi ad una morte naturale e dignitosa. Noi contrastiamo con grande determinazione qualsiasi forma di legalizzazione dell'eutanasia e del suicidio assistito, anche perché abbiamo dietro le spalle l'esperienza di altre nazioni che invece hanno già legiferato a favore di queste leggi contro la vita, e tutte le nazioni, ripeto tutte, nessuna eccezione, tutte le nazioni che hanno introdotto il suicidio assistito, medicalmente assistito legale, che hanno introdotto l'eutanasia legale, tutte hanno cominciato con pochissimi casi e molto speciali, particolari, selezionati, e siamo arrivati a cifre che sono spaventose. Il Canada, stiamo parlando di circa 13.000 morti con suicidio assistito e con eutanasia. Addirittura nel Regno Unito siamo arrivati a quella che noi chiamiamo l'eutanasia di Stato. Penso che molti degli ascoltatori ricorderanno i casi di Charlie Evans, tanto per fare un nome concreto, in cui un bambino che si trovava con una condizione di malattia molto grave e anche molto rara, ma che comunque nei confronti della quale la ricerca era in atto, a cui era stato addirittura proposto di poter essere ricoverato in un ospedale italiano particolarmente attrezzato e che studia in modo speciale questa malattia. I genitori del bambino erano assolutamente favorevoli a tutto questo, e la Corte Suprema inglese è intervenuta dicendo no, questo bambino è meritevole solo di una cosa, di essere ucciso. A quel bambino è stata staccate le cure di sostegno vitale e quel bambino è stato ucciso. Questa si chiama eutanasia di Stato, cioè qualcuno, addirittura contro il parere dei genitori, ha considerato che quelle erano vite indegne di essere vissute, e tutti noi abbiamo nella memoria a che cosa ci riferiamo quando parliamo di vite indegne di essere vissute, e quindi il bambino è stato soppresso. Ecco, questo è l'indice che quando si apre uno spiraglio nell'argine, nel baluardo
della tutela della vita sempre, senza condizioni speciali, senza età, di chiunque sia, in qualsiasi condizione. Se noi apriamo uno spiraglio alla tutela della vita è solo questione di tempo, tanto poco che sia, ma poi l'intero muro cadrà, l'intera diga crollerà. E con questa manifestazione che stiamo facendo una volta all'anno vogliamo appunto gridare, diciamo così, per la strada in maniera gioiosa, felice. Chi verrà vedrà che è una bellissima marcia colorata, ci sono passeggini, bambini, abbiamo i giocattoli che spruzzano, le pistoline che spruzzano acqua, i bambini giocano, insomma una cosa veramente allegra, ma proprio perché vogliamo con allegria dichiarare e sostenere la bellezza della vita contro questi spettri, queste tenebre mortifere che di sicuro non fanno bene. Questa è una cosa certa, ma ripeto è certa perché l'esperienza storica che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto negli anni passati, in questi altri paesi ci dicono che le cose stanno esattamente così. Per cui la nostra anche richiesta pratica è proprio questa. Vogliamo davvero metterci dalla parte delle persone sofferenti, vogliamo vivere con questa compassione con loro? Benissimo, è una cosa nobilissima ed è una cosa da fare. E allora la risposta si chiama medicina palliativa, cure palliative. Vi dico soltanto un esempio. Quando si sente dire che l'eutanasia o il suicidio assistito è a costo zero, sia ben chiaro, cari amici che mi state ascoltando, che è una balla, non è assolutamente a costo zero. Perché? Perché bisogna trovare le attrezzature, disporre di attrezzature che non costano poco, trovare medici e operatori sanitari che siano disponibili a fare una pratica di questo genere, trovare luoghi nei quali la pratica può essere eseguita. Se anche viene fatta a domicilio bisogna avere questi strumenti e le persone che vanno a realizzare questo brutto evento. Quindi il costo zero è una bugia. Per contro vi dico un altro numero che fa spavento. In Italia i bambini che hanno bisogno di medicina palliativa si è stimato viaggiano fra i 30 e 35 mila bambini. Sapete quanti sono gli ospiti in Italia per cure palliative dei minori? 8 per 35 mila bambini che ne avrebbero bisogno. Allora, se abbiamo dei fondi da spendere, spendiamoli in maniera sensata, nobile, civile, che è appunto la costruzione, la messa in atto di strutture che possano far fronte a queste condizioni di estrema fragilità. E ripeto ancora che non è uno slogan, perché purtroppo non è uno slogan, è la pura e sacrosanta verità. Non si combatte la sofferenza uccidendo il sofferente, anche quando risulterebbe che è il sofferente stesso che lo chiede. Perché? E lancio una domanda, una questione, soprattutto alla vostra mente, al vostro pensiero, ma anche al vostro cuore. Una persona che si trova in una condizione di sofferenza e di dolore, secondo voi è davvero sufficientemente lucida e libera per pensare che l'unica soluzione per porre fine a questa condizione è di essere ucciso? O non sarà invece che ha bisogno di un aiuto specialissimo, particolarissimo, che siamo in grado di dargli attraverso le tecniche di medicina palliativa e quindi di aprirgli la strada ad una morte, ad un accompagnamento, una morte serena, piuttosto che a interrompere così in maniera brutale la propria vita? Guardate che c'è un caso che fa veramente tremare le vene ai polsi, accaduto in Inghilterra non più di 2 o 3 settimane fa. Una donna di 55 anni, in perfetta salute, è stata sottoposta a suicidio medicalmente assistito che lei aveva richiesto perché in un incidente domestico di cui lei si sentiva anche parzialmente colpevole, il suo figlio ventenne, più che ventenne, è morto. Questo è successo qualche anno fa. Questa donna, devastata dal dolore e da questo senso di colpa, a un certo momento ha deciso di porre fine alla propria vita e quindi ha chiesto il suicidio assistito che le è stato praticato, ripeto, 55enne in perfetta salute. Ecco che cosa accade quando si aprono degli spiragli alla tutela della vita. Accade che addirittura la persona depressa o con difficoltà può dire una cosa di questo genere, ma uno Stato civile non si comporta così.
uno Stato civile prende atto della sofferenza dei suoi cittadini e risponde in maniera tale da poter alleviarla al massimo e accompagnarla in maniera solidale e completa verso una vita che può anche rinascere dopo condizioni di depressione, di avvilimento, di sofferenza morale, spirituale e così via. Questo lo fa la medicina palliativa. Allora ripeto, abbiamo dei fondi da spendere? Benissimo, non impieghiamoli con la morte legale, impieghiamoli invece con la vita assistita. Ecco, io volevo fare una riflessione. Si è molto parlato, è un argomento all'ordine del giorno, l'antifascismo, abbiamo delle manifestazioni con i giovani e quindi questo pericolo che viene spesso paventato. Tutti pensano che il fascismo nazismo sia collegato a un'immagine, a 4 bandiere, all'esibizione di cose dell'epoca. Io vorrei ricordare forse qualcosa che hai già detto tu, cioè il nazismo e il fascismo, anche in misura poi di risulta, nascono da un razzismo e nascono dall'eugenetica. Ora, mentre sulle bandiere, su queste cose è più facile essere contro, andare a ragionare sul razzismo e sull'eugenetica forse sarebbe più utile, nel senso che non lo si fa. Un paese come la Danimarca, che ha detto di essere ha messo nel programma nel 2030 di arrivare a trisomico 0, cioè sindrome Down 0, quindi a ripulire tutti i nuovi nati, a farli abortire precocemente, e questo secondo me l'eugenetica molto collegata al nazismo. Lasciamo perdere che poi l'eugenetica è stata praticata anche negli Stati Uniti e in altro, ma quando si vuole andare contro la cultura nazista e fascista dobbiamo riconoscere che questa è una base, cioè la purezza razziale mi ricorda molto l'idea oggi della società consumistica, delle persone che devono essere tutti consumatori, devono essere agghindati, devono avere la firma o comunque essere accettate perché fanno parte di una mentalità comune, comunque possono essere malate ma per sé sono tanti e devono fare, ma comunque devono togliersi dai piedi in fretta. Ecco, forse in questa civiltà andrebbe un po' analizzato, cioè questa dicevi dell'eugenetica e della razza pura, quindi tolta dai vecchi, tolta dai malati. Questo mi sembra che purtroppo è un'idea dell'uomo che passa i secoli ma che rischia di passare inosservata. Se ci fosse una contestazione culturale, forse questo andrebbe visto. Sì, sono perfettamente d'accordo, hai fatto bene a ricordare anche la radice storica, no? E anche la pietà è stata la prima cosa per cui Hitler diceva togliamo di mezzo questi poveri malati di mente perché insomma abbiamo pietà. Il primo caso, il caso di Ernest, fu appunto un bambino che era molto malato, i genitori si rivolsero a Hitler mandò al suo medico a compiere l'eutanasia che venne poi giustificato con un atto di pietà. Sì, esattamente, proprio questo particolare storico la dice appunto esattamente lunga diciamo così, sulla menzogna di fondo e sul fraintendimento di fondo, che è proprio questo, eliminare le persone che risultano essere, diciamo così, socialmente non pregevoli, perché o malati di mente, come fu appunto, o come ad esempio quel bambino a cui appunto Hitler mandò il suo medico personale per sopprimerlo. Ma capite che se passa una mentalità di questo genere si spalanca una porta infinita. Prova ne sia lo stesso nazismo, che è cominciato con l'eliminazione dei malati di mente, e sia ben chiaro che quei malati di mente non erano ebrei, erano tutti tedeschi, cioè cittadini tedeschi che sono stati eliminati in quanto malati di mente, perché, come scrive nel Mein Kampf,
perché erano vite indegne di essere vissute. Quando lo Stato arroga a sé il concetto di vite indegne, vuol dire che è lo Stato che decide, che fa, come dire, una selezione. Ci sono vite di qualità, degne, e quindi quelle aiutate, tutelate, eccetera, eccetera. E ci sono invece vite indegne che devono essere tolte di mezzo. Questa mentalità è quella che poi ha provocato e ha alimentato anche tutta la campagna contro la razza ebraica, l'olocausto, eccetera, perché quelle erano vite indegne di essere vissute. Ricordiamo tutti come Goebbels chiamava gli ebrei, chiamava scarafaggi, per cui gli scarafaggi devono essere eliminati. E se si apre, ripeto, se si continua a dare semente, a dare nutrimento a un'idea di questo genere, a un concetto così, è solo questione di tempo e le più grandi brutture possono capitare. Ecco perché bisogna essere estremamente rigorosi, che non vuol dire essere rigidi, eccetera, ma vuol dire che ci sono dei valori, lo ha detto anche in quest'ultima enciclica Papa Leone XIV, ci sono dei valori che non sono negoziabili. Su questo non si può fare un passo indietro, bisogna sostenerli con tenacia. Oggi come oggi, permettimi di dirlo Massimo, è una battaglia durissima, perché purtroppo la cultura diffusa dopo tanti anni di relativismo, di marxismo, di materialismo, purtroppo la cultura oggi diffusa con le persone che molte volte in maniera anche inconsapevole e superficiale non vanno nella profondità dei problemi, si limita allo slogan ognuno è libero di scegliere di fare quello che vuole. Ma così non funziona una società civile. Se una società civile non tutela dei principi che sono basilari, che sono cardine, questa società diventerà progressivamente sempre più incivile, fino a negare gli stessi inviolabili diritti umani. Abbiamo scritto la Carta del 48 dei diritti universali dell'uomo. Se c'è un diritto universale è il diritto alla vita, che è fondante tutti gli altri diritti, ed oggi proprio il diritto alla vita viene messo in discussione. Ecco perché il 13 giugno speriamo tanto di essere a Roma in tanti, anche per dare un segno sociale, civile, culturale, ma anche un segno politico. Cioè siamo in tanti a sostenere e vogliamo dare voce e manifestare che questo popolo della vita non è un popolo morto, non è un popolo che si è addormentato, non è un popolo che ha dimenticato i valori sui quali è nato, ma anzi è un popolo vivo e vivace, e chiamiamo e speriamo tanto che a questo appello siano numerosi ad accoglierlo, e speriamo tanto che ci siano tanti giovani che sono il futuro, la speranza del domani. Voglio anche fare presente una cosa, cioè l'Italia ha una terribile malattia che si chiama denatalità, si chiama inverno demografico. Ecco, l'inverno demografico, una delle tante misure che devono essere messe in atto, lo si combatte proprio con una cultura che tutela la vita sempre di tutti, di chiunque, in qualsiasi momento. Se invece introduciamo delle fattispecie legali, quindi tutelate addirittura dalla giurisprudenza, dal diritto, per le quali la vita può essere annullata, può essere eliminata, si capisce che si va esattamente controcorrente. Lo so che fa suscita molta tensione, ma una tensione secondo me spirituale positiva. Ma se noi pensiamo che dal 1978 ad oggi i bambini che sono stati soppressi sono stati 6 milioni e mezzo, o 6 milioni e mezzo, non stiamo parlando di noccioline, ecco, stiamo parlando di numeri che fanno veramente paura, fanno veramente difficoltà. Mi ricordo una volta un'intervista fatta a Hawkins, quel famoso astrofisico morto di recente, morto pochi anni fa, gravissimamente disabile, ma che aveva una mente di una lucidità impressionante, per cui è stato uno dei più grandi astrofisici viventi. Un'intervista fatta a lui diceva: per fortuna che mia mamma non ha voluto aderire all'idea che gli avevano dato di abortirmi perché ero malformato. Allora, fermarsi a tutelare la vita soltanto perché è apparentemente biologicamente perfetta è una stupidaggine totale,
perché l'uomo non è soltanto biologia, l'uomo è mente, l'uomo è spirito, l'uomo è cuore, ed è per questo che non si possono fare dei distinguo. L'uomo va tutelato, sempre e comunque, in qualsiasi condizione. Se la mamma di Hawkins avesse aderito all'aborto non avremmo avuto quel grande scienziato che poi lui è stato. Sì, e magari avremmo abortito Hawkins e avremmo sicuramente accettato Izzo, che è un bellissimo giovane, prestante e Esatto. tutto, peccato che fosse l'assassino del Circeo, che poi ha Esatto. ripetuto dopo pochi anni. In conclusione, è vero, mancano 6 milioni di persone all'appello, nessuno giudica chi ha vissuto questo dramma dell'aborto. Abbiamo molti milioni di stranieri, quindi quando ci si lamenta della presenza di troppi stranieri, quindi del costo intellettuale, del costo sociale, ci si deve ricordare che il vuoto si riempie e che questa mancanza di bambini ci porterà nel 2050 a una perdita di un quarto della nostra ricchezza, quindi non solo saremo più soli e più abbandonati, ma saremo anche molto più poveri. Quindi il male e le cose sbagliate non si fermano lì, si portano sempre dietro una catena. Detto questo, proprio così. Io ringrazio Massimo, ringrazio questa radio, finiamo in orario sparato, abbiamo lanciato un messaggio figlia in mezzo al mare, ma tramite le onde di questa bellissima radio. Un grazie a tutti, un buona domenica e viva Radio Libertà. Grazie a tutti, buona domenica. Avete ascoltato Umanitaria Padana Onlus.